Allora, andiamo in live anche quest'oggi. Andiamo a salutare tutti coloro che ci seguono da YouTube, quindi siamo in contemporaneo in diretta su YouTube e su TikTok. Quest'oggi abbiamo disattivato i commenti perché il nostro moderatore ha avuto da fare, quindi non è possibile fare una live senza moderatore, visto l'immondizia che sta qui su TikTok, quindi evitiamo ed andiamo come altre volte con telefonate in diretta live, chiamando al numero 345 630 81 72. È una live dove si può parlare dei vostri problemi e andremo a controllare il vostro problema dandovi qualche valido consiglio in merito, cercando di risolvere un vostro problema. Ok? Quindi chiamando in questa mia live potete fare una domanda ai tarocchi, alle carte. Possiamo parlare del vostro problema tranquillamente e vi dirò come è possibile intervenire in aiuto o che cosa stia succedendo. Quindi il numero di telefono voi lo potete prendere direttamente su mio profilo. Su questo profilo, se voi cliccate sul mio profilo qua, vedete esce il link del mio forum. Cliccando sul link si apre la pagina con il numero di telefono. Ok? Ripeto, voi trovate il link sul mio profilo, cliccandoci sopra si apre la pagina o il mio forum dove potete ricavare il mio numero di telefono, però io lo dico in volte, ogni tanto, quindi voi prendete nota, ed è 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72. È una live solo con telefonate, niente commenti, perché oggi il nostro moderatore non c'è e quindi andiamo avanti con le telefonate come abbiamo fatto sempre in fondo. Allora io dico sempre di non fare un'erba un fascio. Se vi rivolgete a personaggi sbagliati, la colpa è solo vostra, voi, perché voi chiamate torno, non appena vedete a uno con le carte in mano, subito andate lì a scrivere nei commenti, voglio sapere, non voglio sapere. Poi vi maltrattano, vi minacciano. Pronto? Vorrei fare una domanda. Prego. Vorrei sapere se mio padre, che è segno acquario, ha 53 anni, tradisce mia mamma che è gemelli e che deve fare tra poco 49 anni. Che domanda sciocca però, no, perché ci sono state delle discussioni, diciamo mia mamma pensa che lo tradisce. Vediamo, però, sono cose questo da non chiamare in una live. Fermami quando vuoi. Stop. Perfetto.
No, sinceramente io amanti non ne vedo, non vedo alcun tradimento. È papà che sta attraversando un periodo un po' di confusione, di stanchezza mentale ed è stanco dell'abitué, capisci? Tutte le giornate sono uguali e non si fa niente per creare una giornata diversa, capito? Tutto questo lo porta a un annullamento mentale. No, diciamo che la credo, però mia mamma ha visto, cioè, ha messo una cosa dentro al telefono. Vabbè, ma gioia mia, quanti anni tieni tu? Io 18. 18. Allora, gioia mia, parli proprio tu che hai 18 anni e sai benissimo cosa vuol dire stare con un telefono in mano su un social. Dai. No, praticamente mia mamma ha visto che lui stava in un posto isolato per 2 ore, quindi si è fatta la domanda che stava facendo, capito? No. Non fatevi film strani, non fatevi film strani. Io ti dico che non vedo un'altra donna. Non vedo un'altra donna. Va bene, la ringrazio. Arrivederci. Io lo so, adesso la ragazza, miei cari amici, perciò dico, adesso la ragazza non contenta di quello che gli ho detto, si fa tutti i cartomanti di TikTok, se li fa tutti. Perciò dico, voi con la testa non ci siete ormai, siete molto confusi. Ed è così, sarà così finché non trova il cartomante che gli dice sì, papà ha tradito mamma, ci vogliono 2000, un attimo, ci vogliono 2000 euro per allontanare questa persona. Allora la mamma e la ragazza sono contentissimi. Ma due sono le cose: o io sono uno scemo e non so fare il mio lavoro, o sono una persona troppo onesta, no? Questo è da capire ancora. Pronto? Pronto? Sono Teresa della Svizzera. Ciao. Se trovo l'amore. Ciao Tere, dimmi. Se trovo l'amore. Ancora trovato l'amore, Tere? Sì, se non arriva. Vediamo. Ciao Massimo, buon pomeriggio. Tere, quanti anni c'hai? Che segno sei? 54. Che segno? Vergine. Fermami quando vuoi. Stop. Condividete questa live se vi fa piacere. Se non vi fa piacere, passate a Pries. Mi esce la conoscenza, mi esce il carro della fortuna. Tere, svegliati un pochettino, però non dormire troppo. Vabbè. Ma nessun uomo viene a bussare alla casa tua a dire toc toc toc, Teresa, tu metti a fare amore con me. Se non esci, incontri persone, esci. Va bene. Va bene? Va bene, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ah, mannaggia, bubba. Allora, il sottoscritto effettua ritorni d'amore e legamenti d'amore, facendo impazzire per te il tuo innamorato, il tuo uomo. Lo possiamo fare impazzire per te, per far sì che non vada con altre donne. Ma se c'è il problema, se non c'è il problema, è inutile spendere soldi inutilmente. Chiaro? Se c'è il problema che tuo marito c'ha una donna, che tuo marito lo vedi cambiato, il tuo ragazzo lo vedi cambiato, hai paura insomma che ci sia una donna, ok,
Allora a quel punto, se c'è veramente una donna, se c'è questo rischio, possiamo intervenire a portarlo a te, a legarlo a te, facendolo impazzire per te. Ma se non c'è niente, è inutile che spendete soldi inutilmente. Io la vedo così. Poi ognuno con la propria tasca fa quello che vuole, chiaro. Allora il numero di telefono è 345 630 8172, ripeto 345 630 8172, oppure andate sul mio profilo TikTok, trovate il link del mio forum, cliccateci sopra, si apre la pagina con i miei numeri di telefono. Fatelo velocemente e chiamate in diretta. Allora vi ricordo che in privato effettuo consulti di cartomanzia altamente riservato e completo. Quindi tanti di voi che vogliono parlare nel riservato con me possono tranquillamente dopo questa live. Però nel privato, mentre qui è tutto gratis, non dovete pagare niente, nel privato il costo è di 30 euro, perché mi vado a dedicare a voi per una mezz'oretta e parlare del vostro problema, del più e del meno, dandovi consigli in merito, ed per coloro che chiedono un legamento d'amore, un ritorno d'amore, ne possiamo parlare tranquillamente e vedere come è possibile per organizzarsi ed effettuare un rituale del genere. Ok? Non chiamate in privato persone, perché in questi giorni me ne sono capitate di cotte e di crude, persone che prima si fanno imbrogliare da vari ciarlatani e dopodiché, quando chiamano a me, pensano che io faccio beneficenza. Io qui non c'ho scritto beneficenza. I miei lavori costano, hanno un prezzo, e se lo volete sapere mi chiamate nel privato e io ve lo dico, ok? Perché io sono il Sandone di Avella, personaggio pubblico da 45 anni. Non sono uno con le carte in mano quando... Mamma mia, ma io vedo personaggi qui su TikTok che è veramente è da vergognarsi, ma veramente da vergognarsi. Persone che in questo mio lungo cammino del mondo esoterico da 45 anni non l'ho visto mai. Persone che si sono improvvisate, personaggi che stanno lì vi riempiono di chiacchiere, vi prendono per il culo, vi rubano i soldi dalla tasca, vi minacciano. Quando ne ho sentito? Ho sentito lamentele in privato che veramente è da vergognarsi. E voi imbecilli che non siete altro continuate a chiamare queste persone, nonostante tutto che vi maltrattano, nonostante tutto che vi imbrogliano, continuate a chiamare questi personaggi. Avete perso la testa, veramente avete perso la testa, e mi fa piacere che vi truffano e mi fa piacere che vi maltrattano, perché lo volete voi. Lo volete voi, non capite, non riuscite a capire il bene dal male. Fate un'erba e un fascio. Perciò qui nella mia live solo persone serie, persone di una certa cultura delle scienze esoteriche. Se vi fa piacere, se no gentilmente col dito fate così. Andate altrove. Andate a farvi imbrogliare dove volete voi. Qui siamo persone serie, è una live seria, è una live di professionalità. Ok? Mi fa piacere. Fate così. Girate. Andate altrove.
perché non vi voglio nella mia live voi imbecilli, ma voglio persone serie, persone di una certa cultura del mondo esoterico, chi capisce effettivamente cosa vuol dire avere un consulto, cosa vuol dire fare una domanda seria. Ok? Allora, 345 630 8172. Salutiamo l'amica Emma Sherry. Ciao Emma, buon pomeriggio anche a te, lì su YouTube. E allora, parliamo, in attesa delle telefonate, parliamo del cosiddetto ritorno d'amore e legamenti d'amore. Diamo spiegazioni in merito. Allora, per far sì di avere una persona tutto per sé ed non farla andare con altre donne, perché oggi ce n'è di abbondanza in giro, e quindi c'è sempre il rischio che un uomo possa andare con un'altra donna. Per evitare questo esiste il legamento d'amore, ma il legamento d'amore funziona per coloro che hanno un marito e vogliono legare il proprio marito o un fidanzato, ma se è andato già via con un'altra donna, il legamento non funziona se non prima facciamo un ritorno d'amore. Per far sì di poter fare un legamento c'è bisogno prima di effettuare un ritorno, quindi far tornare la persona amata, farla litigare con la persona che è andata, magari vostro marito, che ne so, è andato via con un'altra donna. Allora c'è bisogno di far litigare tuo marito con quell'altra donna per poi farlo ritornare da te. Quando è tornato da te si va a fare un legamento per legarlo e non farlo più andare via con altre donne. Questo è una ritualistica, sono tecniche che funzionano, è chiaro, non per tutti, perché la magia è un lusso, non è una cosa che ti ha ordinato il medico, quindi la magia, dico sempre, è un lusso e bisogna sempre fare attenzione a chi si rivolge. Bisogna fare sempre attenzione a chi è la persona che c'hai davanti e che ti vuole proporre un legamento o un ritorno d'amore. Per fare ciò, oggi, è possibile vedere con chi stai parlando, perché se stai parlando con un ciarlatano, dice come faccio a saperlo? È possibile saperlo. Oggi è possibile saperlo. Basta andare su YouTube e scrivere il nome dell'operatore, Mago Chiappariello. Scrivete Mago Chiappariello su YouTube, se non esce niente di costui, vuol dire che questo è un impostore, è uno che sta lì tanto per e respira, tanto per respirare. Ma se andate su YouTube e andate a scrivere il Santone di Avella oppure il Maestro Cleo, lì potete vedere la mia vita da quando avevo 20 anni, il mio cammino del mondo esoterico. Trovate i miei primi video di quando avevo 20 anni e sto sempre con le carte in mano. Trovate i miei video di Rai 1, trovate i miei video di Rai 2, Rai 3, Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, Sky e via. Allora, amici cari, cosa vuol dire questo? Uno che sta da 45 anni in questo settore e ha fatto Rai, Mediaset, Sky, penso che è un personaggio non inventato. Ecco perché dico, oggi è possibile sapere in che modo scoprire se stai parlando con una persona seria oppure no.
Allora, questa è una live per i nuovi arrivati, questa è una live che non, come vedete, non ci sono commenti, non è una live dove potete scrivere, spassarvi, voglio sapere, non voglio sapere. Questa è una live seria per persone serie. Per poter parlare in questa live lo potete fare solo a telefonino, chiamando al 345 630 8172. Ripeto, 345 630 8172. Oppure un altro modo per trovare il mio numero: andate sul motore di ricerca di Google e scrivete il maestro Cleo. Esce il mio numero di telefono. Va bene? Bene, detto questo, andiamo a salutare Tatiana. Ciao Tati, buon pomeriggio Tati, un bacio dove non batte il sole. Ciao. Salutiamo Francesco, maestro, buon pomeriggio, un saluto, veloce attenzione al generale, un abbraccio, a domani. Ciao carissimo Francesco, buona giornata, pronto un attimo. Salutiamo Sergio Zaccarillo, buon pomeriggio carissimo, ti seguo da qua su TikTok, non ci sono più. Ok, fa come vuoi. Bravissimo Clay, concordo con te, tante parole, grazie. Sono diventato tutto professore, sì. Pronto? Pronto, buonasera, io chiamo da Ferrara. Sì. E gentilmente volevo farle una domanda o una curiosità. Prego. Allora, io ho chiuso una situazione con un uomo, io volevo sapere se sono ancora nei suoi pensieri. Sicuramente. Allora, quant'anni c'hai te? Che segno sei? Allora, io ho 50 bilancia e lui 51 toro. Da quando vi siete allontanati? Sono 3 mesi. 3 mesi. Fermami quando lo desideri, grazie. Stop. Perfetto. Allora, le carte me lo danno come una persona di malafede e me lo danno come una persona che con i sentimenti ci sa bene giocare. Quindi questa persona in qualche modo è come se ti abbia utilizzata. Sì, sei ancora nei suoi pensieri, ma lo vedo già, qua vedo una terza persona, suppongo che già non ha perso tempo, già è a contatto con un'altra persona. Ok, va bene. Va bene signora? Io la ringrazio, buonasera. Buona serata. Grazie. Allora. Ok, sei al lavoro Sergio, buon lavoro allora, buon lavoro veramente di cuore, un abbraccio a te, a Paolina e a tutti quelli che mi stanno seguendo su YouTube, un forte abbraccio. Ripeto il numero di telefono 345 630 8172, ma potete ricavarlo su Google, quindi scrivete sul motore di ricerca di Google, scrivete il maestro Cleo, vi esce fuori il mio numero di telefono. Va bene? Allora. Allora, io suppongo che si stia facendo veramente molta confusione anche qui su TikTok tra i tanti cartomanti, ma non è, attenzione,
Qualcuno potrebbe pensare che io sia geloso, non sono geloso, sto solamente proteggendo la mia attività. Quindi sto a proteggere quel che è le scienze esoteriche, la vera magia. Pronto? Pronto, salve. 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 Volevo sapere che sto un ballo un po' per vendere la casa, un po' di cose così. Sì? Vorrei sapere come può andare Se andrà questo bene. periodo. Se andrà tutto bene? Se andrà tutto bene e altre cose così. Vediamo, mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? 50 anni, gemelli. Perfetto, fermami quando vuoi. Ok, Ok, un attimo solo. grazie. Allora, devi rientrare nelle tue dimensioni energetiche, perché sei è come se tu fossi fuori dal tuo corpo, dove tutto è possibile avere, tutto è possibile fare. Allora, io ti dico che se ti concentri a saper cosa fare, a saper cosa vuoi, perché fino adesso non lo sai ancora, io ti dico che andrà tutto bene. Perché dico questo? Perché la fortuna ci sta, ma prendi le cose con molta leggerezza. Punto 1. Punto 2, intorno a te c'è troppa cattiveria degli altri che cercano di confonderti con le idee. Però io ti dico che andrà tutto bene, devi aspettare la fine di quest'anno, con l'arrivo della fine di quest'anno ci sarà una nuova era per te, mi riferisco a livello energetico. Ho capito. Ok? La ringrazio. Arrivederci. Grazie mille. Prego. Allora, Luca Pucci, un abbraccio grande maestro. Ciao Luca, buon pomeriggio a te e tutti gli amici su YouTube che mi seguite. Grazie mille volte, grazie. Allora, in attesa delle telefonate, parliamo del malocchio. Cos'è il malocchio? Benissimo. Il malocchio è come una maledizione. La maledizione è un qualcosa che viene mandata dal passato. Quindi la maledizione può essere fatta anche a un vostro parente, a un vostro padre, e viene poi tramandata ai figli e via via via. Quindi la maledizione è una cosa molto molto pericolosa. Pronto? Buonasera. Buonasera. Allora, mi senti, Rosaria? Rosario, buonasera a te. Come si va? Tutto bene, ringraziando il Dio. Grazie a Mario che ha capito qua, vi sono che abbiamo fatto reddito. So che abbiamo fatto reddito di cittadinanza. Che è successo? E mi hanno dato 4 ettini la coppa. Ma te l'hanno dato? No, me l'hanno ruata. Cioè, fammi capire. Mi hanno rubato 4 ettini perché la maglione sta a posto. Però io penso che hanno caito un matto di mia figlia, non so, ma che coppa da sbagliata. Perché la maglione sta battendo, non va tutto solo con me. E lì devi andare dagli incompetenti della cosa. Ma sono chiuso, dai, mamma mi ha mandato una foto ragione, dai, guarda, è un fatto strano. Hanno rubato 4 ettini, e mo' anche se sentite che cazzo che parla nel capo.
E poi mi vanno a trattare a sistemare le serie, ce ne 4 e pinta. E come ti ha fatto? Ma queste sono cose che purtroppo bisogna capirci. Bravo, Quindi ma poi un coso parla, capito? Non è che un parla, io parlo a gatta. ti ho Se capito. non ho sbagliato la domanda. Ma devi parlare con quelli che fanno le domande, perché io non, Sì, lo so. non ci capisco niente, io non ci ho mai capito niente. Bravo, mai capito. Avevo fatto la pensione ancora niente, ma c'è ancora tempo, ma fanno il giro. Gioia mia, allora, te lo dissi, sta là e ad aspettare che sbrigano queste pratiche. Giovani siamo insieme per lui, ma non sta a me, qua è un fatto burocratico, verono quanti più possibile se ne soldi, ma sta a me dando un imbroglio, lo sa. Lui ma io già te l'ho detto la settimana scorsa come stanno le cose, che le carte di che potremmo fare ogni settimana per la stessa cosa. No, lui ci dice lui ce l'ha fatta. Ma per lui ci può pure pensare, c'è dammo a settembre e c'è trimma in mano tutta sta stagione e fanno soldi alla coppia di interesse. Tu che ne sai che si firma e fa sta banda di Mario? Allora devi solo aspettare, ma comunque sta là, voglio dire, capito? L'importante è che tutte cose. Bravo. Vabbè, faccio sapere, ma va a caffè e vi faccio sapere. Va bene, lo sa. Grazie, buonasera. Ciao, buona serata. Allora, dicevo che la maledizione è un qualcosa di molto pericoloso. Tanta gente che va tutto storto, tutto male, anche chi sta bene economicamente, è come se succedesse sempre qualcosa per fare diciamo un'uscita di denaro. Magari si rompe la macchina, magari si rompe una lavatrice, magari si rompe, cioè succede sempre qualcosa per mettere in moto delle uscite economiche. Questo per quanto riguarda il maleficio, perché il maleficio spesse volte porta anche a sgradevoli cose che non voglio parlarne qui in diretta. Pronto? Salve, ciao. Salve. Mi sente? Sì, come no, prego. Senti, sono Antonietta da Frattaminore. Sì. Senti, la verità proprio, no? Vorrei sapere se abbiamo un miglioramento economico in casa. Sì. Mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Allora, a novembre faccio 47 anni, sono Scorpione. Perfetto, fermami da questo momento quando vuoi, Sì. Un attimo solo, vai. Perfetto, un attimo solo. No, allora Antonietta, mi esce un progetto che realizzerete in famiglia, quindi presto si realizzerà, vedo la vittoria con la felicità. Il discorso è che c'è poca entrata e molte uscite. Certamente non per sfizi tui, ma l'ho finito di dire. Succede sempre qualcosa che una ha da cacciare i soldi che magari è bravo. Perciò è un periodo un po' nero, però io ti dico che da settembre in poi le cose miglioreranno a vista d'occhio, quindi anche il progetto che tu hai nella mente o che voi in famiglia avete nella mente si realizzerà finalmente. Amen, speriamo. Ok, è così. Con tutto il cuore, non ce la faccio più.
È così, credimi, perché io leggo le carte, non sto qui. Bravissimo. Io leggo le carte, non sto qui a fare il cartaro, ma leggo Tanta fiducia. le carte, ok? Mi ispirate fiducia tanto. No, e sono 45 anni, Antonè. Se tu a domani, o paese tuo, chi è questo Antonio Ravella, mi conosce pure le formiche per sotto il muro. Scusa che faccio questa domanda un po' indiscreta, Prego. ma esistono le fatture? Allora, Rosa, ti faccio capire una cosa. Le fatture esistono, il malocchio esiste, la negatività esiste, ma attenzione, non credo a quello che facete fare carta con TikTok e prendete una fattura, chi lo vuol dire perché vanno a rubare soldi in casa? Infatti io non faccio fare mai le carte perché cioè, ti mettono tanti pensieri alla No, testa. ascoltami bene, io dico sempre che... Antonietta, mi segui? Sì. Scusami, allora, sai perché quando io vi dico che siete una banda di imbecilli, perdonami se dico sta parola, sai perché lo dico? No, okay. Sai perché dico che siete una banda di imbecilli? Se tu hai un dubbio sulla tua persona o sulla tua famiglia, allora chiamo un Sant'Antonio Ravello oppure uno bravo, che sai sicuro che è bravo, lo chiami pronto, professore, maestro, chef, chiamami come vuoi, potremmo fissare un appuntamento alla vicina. Allora, fissate un appuntamento alla vicina e controlliamo tutto. Se ci sta una fattura, se ci sta un malucchio, se ci sta come sa da fare, se ci sta polua, ma non che chiamate a tutti quanti, è chiaro che ne stanno là per aspettare la straspa, no. No, a me su queste cose, cioè l'ho detto perché ho paura su questa cosa. No, esiste, per carità, esiste. Il malocchio esiste da che mondo è mondo, perché esiste Gesù Cristo che è il Dio, diciamo, del bene. È chiaro? E se esiste Gesù Cristo, esiste pure Oriale, il Dio del mare. Ho capito, dico fa che ci ho fatto qualcosa. No, non c'hai niente, te l'avrei detto. Te l'avrei detto, Antonietta, c'hai qualcosa che non va. No, perché sto scendendo pure dei panni, ti dico la verità. Non c'hai niente. A te che ti scendai dei panni sui pensieri brutti in capo. Tutti è l'ansia che tu ti preoccupi che le cose vanno male, ma ricordati una cosa, mai piangersi addosso, impari a pensare a positivo e ricaverai positività. Lo so, infatti io penso sempre alla negatività. Ed è sbagliato, se tu ti porti guai da casa. Non dormo la notte, cioè sto sempre a pensare alle stesse cose. Antonietta, tu hai avuto il piacere oggi di poter parlare col Sant'Antonio di Avella, ma posso credere o posso dicere, perché sto da 45 anni in questo settore, non sono uno qualsiasi, perciò mi posso permettere di dire certe cose. La buonanima di mia nonna veniva da voi tanti anni fa, ma tantissimi anni fa. Mire tu, parlammo della nonna tu, vira 40 anni io, capisci? Lo so. Io ho un po' 63 anni, forse non li dimostro, ma tengo 63 anni e ho cominciato che avevo 20 anni. Sì, lo so, mi ricordo che mia nonna a volte faceva, io devo andare da Sant'Antonio, cioè io mi ricordo di questa cosa, ero piccolino. Perciò ti dico che volimmo parlare, perciò tutti sti imbecilli che stanno su TikTok, che sono una franca imbecilli, che chiamano a questi 4 con le carte in mano e si fanno fa festa, si fanno 2 soldi in casa. No, io non ho dei soldi a nessuno, ti dico la verità, non ce l'ho per me. Capito? Non li butto così, però volevo sapere se esiste, perché cioè da tanto che non mi mettevo su TikTok, feci le carte, ti dico la verità, un giorno fa e mi disse che una donna mi stava facendo la fattura, cioè non mi ha fatto dormire la notte. Vedi?
siete una banda di imbecilli, perché come ti ha detto a te, o dice a tutti quanti, per rubare i soldi anche a sacca la gente. È vero. Ma due sei cose, o sono troppo onesto o sono troppo scemo, non lo so. Boh. No, a parte siete onesti, ma poi siete proprio bravissimi, dico la verità, cioè azzeccate tutto. Ma io il mio lavoro lo faccio con amore, come ti fa capire? Io leggo le carte, non è che sto qua. La vostra moglie è bravissima. Ma noi facciamo questo da anni, mica da ieri. Noi facciamo questo da anni, è il nostro pane. E figurati Spero che veramente vi vengo a trovare da vicino, vi giuro, veramente. A disposizione, Antonietta. Se qualcosa vi messaggio, ci vengo da vicino. Come no, sto a vostra disposizione. Perché a me e Caserta ci vogliono un quarto d'ora, 20 minuti. No, ma io che sto a Caserta, tu stai a Frattaminore. A Frattaminore, io sto qua dopo Acerra. Ah, io credevo a Caserta. No, provincia di Caserta, io sto qua. No, ci vogliono 10 minuti. Bravo, io sto di un paesino vicino San Felice a Cancello, quindi è vicino. Ah, capito, io c'ho parenti ad Arzano, di là, cioè per me è proprio vicino. È vicino. Sì, allora non ti preoccupare, vi verrò a trovare veramente. Ok, un abbraccio Antonietta. Grazie, guarda, gentilissimo. Prego, figurati, ciao. Ciao. Ecco qua, il malocchio esiste, la fattura esiste, ma non lo facete fare festa a questi quattro marioncelli che viene di una fattura, trovano una fattura a tutti quanti per rubare i soldi da sacco. Pronto? Buonasera. Avrei una domanda. Prego. E ci sarà un ritorno con il mio ragazzo perché siamo in un periodo di pausa. Vediamo subito. Quanti anni c'hai? Che segno sei? 20 cancro. 20 cancro. E il tuo ragazzo? Gemelli 20. Vediamo. Da quanto tempo siete allontanati? È da una settimana all'incirca. Allora, fermami quando vuoi. Basta. Mo, in questo caso, in questa lettura di carte, qualcun altro, sapete che cosa avrebbe detto, cosa diceva, se non gliel'hanno detto pure alla ragazza, che una donna ha fatto una fattura per far allontanare una murata vicino a essa. Sì, infatti. Te l'hanno detto queste cose? Sì. Hai visto? Banda di imbecilli. E vi mettono i cattivi pensieri in testa e non vi fanno dormire di notte. È chiaro o no? Sì, vero. Allora io ti dico che cerchi di smetterla di chiamare i cartomanti torno, non farti mettere i cattivi pensieri in testa, perché il tuo ragazzo presto tornerà da te, poi mi chiamerai in diretta e mi dirai: maestro, è vero quello che mi avete detto, il mio ragazzo è tornato. Va benissimo. Se tu chiami torno ti fai creare solo energie negative e il tuo ragazzo non torna più. Va bene, la ringrazio. Auguri, arrivederci. Arrivederci. Trono fattura a tutti quanti. Tiene questi, tiene quelli. A chi chiedono 2.000 euro, a chi chiedono 3.000 euro, a chi chiedono... No. Vi impressionano, vi fanno mettere paura, vi impressionano. E voi, voglio sapere, chiamatemi, quanti di voi avete chiamato ad altri e vi hanno messo cattivi pensieri in testa? Quanti di voi? Da me, quando io faccio una lettura di carte, se c'è qualcosa che non va, ve lo dico. Se non c'è niente, non c'è niente. Non sono quello che vi trova le fatture, quello che vi trova il maleficio. Se non c'è, non c'è.
è inutile, se non c'è, non c'è. Voi pensate che la cartomanzia è un gioco e tanto chiama uno, chiama un altro. Pensate che sia un gioco? Non è un gioco, è una cosa molto seria e delicata. Allora, leggiamo un po'. Allora, ripetiamo per la diretta, o non mi ascoltate, per parlare con me in questa diretta o andate su Google e scrivete il maestro Cleo, esce fuori il numero, ok? Oppure ve lo dico, 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Pronto? Pronto maestro? Buonasera. Buonasera a lei, prego. Senta, gli volevo fare una semplice domanda. Prego, signora. C'è la compagna di mio figlio. Da che stanno insieme andavamo in comune accordo. Sì. Poi in famiglia c'è stata una piccola discussione e da allora si sono ritirati sia lei che mio figlio. Quindi vostro figlio è la sua fidanzata o la moglie? Chi è? Come? È la fidanzata o la moglie? È la compagna. Quindi si sono allontanate da voi, giusto? No, si sono allontanati proprio da me. Senza sapere, così, dall'un giorno a domani. Signor, Senza sapere il perché. Vediamo subito. Ai ai ai, allora, gentilmente mi dite quanti anni avete, signora? Io? Sì. Abbastanza. 79. Quando? 79. Che su. Lo so. Che Ma se... io non dipendo. Che A me mi mancano lavori. Io vedo voi tutti i santi giorni, mi faccio delle risate. Grazie. Mi ricordo una cosa che quando sono nata io, a me non è che me l'ha detto mia mamma. Sì. Che aspetta, che ci metteva quando da bambini a camusella. La badirla, Sì, la badirla, quella la badirla, per chi non lo sapesse, lo voglio spiegare. Lo so. No, gli altri... Ma io mi sono schiantata la verità, vorrei stare a Napoli per parlare con lei. In tante persone non sanno cosa vuol dire la badirla. Ma io lo so. Ecco, la badirla era un cuscinetto che lo regalavano i monaci di Cappuccino qua nella zona, e dentro c'era la preghiera, la testa di Sant'Anastasio e c'era anche delle erbe che usavano i monaci. Quello era per il malocchio, perché il malocchio esiste. E infatti gli anni che sono nato io, non so, nel 43, la prima cosa mi dice questa cosa che io poi, bravo, sono degli anni poi l'ho saputo, ma quando ho sentito lei che mi ha detto mi sono schiantata la verità, dico ma guarda che parole. Che io non ci pensavo più. Signora, ma questa è cultura, è sapere, sono sono ricerche che si fanno. No. Allora, andiamo a vedere, signora, mi fermi quando vuole, signora. Va bene. Grazie. Vediamo che cosa è successo.
Allora, io di male o di bene dico le cose come stanno, Lo so, ne ho sentito oggi, mi fate sempre ridere, Allora, perché dite la pura verità. ma io dico sempre E la verità. avete una faccia di onestà. Signora, Io ne vedo tanti, e l'avete detto stesso voi, sono dei ciarlatani, ma poi a me io da buona napoletana, io quando vedo questa gente mi vergogno di come parlano, lo so. sguardati. E la colpa di chi è? Lo so. E dei tanti imbecilli che io chiamo imbecilli e li sto trattando, Poi un'altra cosa, scusi se la interrompo. Sì. Girando, perché io con questo cellulare la TV non la vedo più. Ma non la vede più nessuno. Ho visto a una sua intervista di domenica, la vita in diretta. La vita in diretta l'ho fatto 2 volte, sì. Sì. C'era Signorini? Sì. No, Sposini. Sposini, sì. Sposini. La Sposini. prima volta. Quello mi è antipatico. Vabbè, quello lì, quello ti dovrebbe tagliare la bocca. quello lì è come quello è una persona. La prima volta era Sposino, poi la seconda volta mi sembra che era l'altro, ma non mi ricordo perché l'ho fatto parecchie, però ripeto, ma guarda chi c'è, signora, quando l'ho visto, guarda, signora, allora quando io dico, perché guardate, io ho scritto qua Rai 1, Rai 2, Rai 3, Sky, Mediaset, guai se non avrei fatto queste TV e avrei messo il loro marchio, mi avrebbero arrestato, signora. Ma siccome io l'ho fatto veramente. Sì, io l'ho chiamata perché ho fiducia in lei. E allora mi stia a sentire, allora, signora, vediamo quello che dicono le carte. Ecco, allora non si preoccupi, allora vediamo un po' le carte che cosa dicono. Signora, allora perdonatemi, ma vostro figlio è un qua. Lo so. Perché vostro figlio si è fatto mettere, si dice a Napoli, a cuppulella in ca. E quindi quindi il discorso è, voi mi avete detto perché si è allontanate, perché è stato coppo stomaco la femmina su. Ma io non la penso proprio. Avete capito perché lo sto chiamando qua? Lo so. Perché qua le carte mi dicono che vostro figlio che dice che lui quello fa. Va avanti, io non posso parlare. Ma stiamo scherzando? Un figlio che allontana la mamma solo perché la sua donna ci sta antipatica. Ma il Natale, i compleanni, Pasqua, non sono la bellezza di 8 anni da quando è morto mio cugino. Sì. Avevo un parente che è venuto a mancare perché loro venivano qua solamente per comodo loro. Signora, pensate a voi perché io dico lo so, ma lei è una donna spregevole. Signora, ve l'ho detto, l'ha girato e l'ha ravogliato come voleva. Sì, l'ha tirato a sé. Poi ci ha fatto anche una figlia. Vabbè. Allora, io vi dico, pensate a voi. E non pensate a nessuno. Io vivo e lascio vivere. Bravo. Non mi venite a rompere l'anima perché mi manda a fanculo. Quello che faccio pure io, vivo e lascio vivere. Ci capiamo io e lei, Sì. Da buona napoletana ho vissuto più qui, sono 42 anni che sto a Firenze, sì, che a Napoli. Immagino. Io arrivavo da Napoli avevo 31 anni. Mamma mia. Eppure lo stiamo, Firenze-Napoli non è lontano,
no, ma sono i miei figli che loro sono vissuti qua perché è chiaro, è i chiaro. il più piccino aveva lui che stava fatto in finanziaria Beh. aveva 3 anni, il mezzano ne aveva 7 ma fortuna nella sfortuna ha avuto 4 maschi. Uno poi, buon Dio, se lo chiamò. Vabbè. Comunque mi avete confermato di quello che avevo pensato. Auguroni signora, pensate a voi, state bene. Anche a lei, buon Arrivederci, lavoro. grazie signora. È stato un piacere sentirlo. Sempre mio, grazie signora. Stavo un po' sollevata. Bene, continuate. A parlare con una napoletano è una meraviglia. Continuate a seguirmi allora signora, arrivederci. Senz'altro. Grazie. Quando posso vi chiamo. Va bene, grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci maestro. Allora, salutiamo la signora e ripetiamo il numero di telefono che è del 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72. Il numero di telefono, io ho 2 numeri di telefono, li trovate dappertutto, basta andare sul motore di ricerca di Google e scrivere il maestro Cleo, esce il mio numero. Ok? Allora, vediamo chi desidera parlare con me, lo faccia. Ai. A me veramente che vi truffano non mi dispiace, veramente non mi dispiace. Pronto? Sì, salve. Salve. Buongiorno, io vorrei sapere se ci sarebbe un ritorno con la mia ex. Sicuramente. Mi dici quanti anni c'hai, che segno sei? Io sono del Toro. Sì. E ho 18 anni. Quando? 18. 18 anni. Lei invece? Capricorno. Quanti anni È nato a gennaio. Quanti anni c'ha? 17. Vediamo. Quindi se ci sarà il ritorno, da quando è andato via? Noi ci siamo lasciati definitivamente a febbraio, però ogni tanto noi ci sentiamo via WhatsApp. Vediamo allora, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Basta. Ok. Lei ti desidera, lei vorrebbe tornare con te, ma c'è qualcosa che non riesco a capire che la tiene bloccata. Glielo potrei dire io? Sì, come no? Noi ci siamo lasciati perché c'è stata una discussione tra mia madre e sua madre. La mamma di lei non vuole più che sta con me. Allora non mi sono sbagliato. Perché? Dico, non mi ero sbagliato allora. No, ho capito, mi sono sbagliato, mi scusi a me. Perché mi esce che c'è come un blocco, come se qualcuno la tiene lontana da te. Quindi perché lei ti desidera, lei vorrebbe stare con te. Hai capito? Sì. Quindi è una situazione poco ingarbugliata.
un po' incarbugliata. Devi coltivartela pian piano, fargli capire che comunque se voi vi volete bene, tutto si può sistemare, tutto si può mettere a posto, hai capito? Sì, quindi a lei me la devo conquistare di nuovo. Sì, perché lei ti desidera, lei ti vuole, lei vorrebbe stare, ti vuole bene, però questa cosa la tiene bloccata. È sempre una minorenne, capisci? Quindi, mi scusi se la interrompo, quindi lei vorrebbe ritornare però a questa paura di sua madre. Sì. Ok. Ok? Grazie mille. Arrivederci. 345 630 81 72. Allora, pronto? Sì, pronto, buonasera, maestro Cleo. Buonasera. Allora, volevo fare una domanda. Sì. Per quanto riguarda questa mia collega di lavoro, lei si chiama Monica, è del 17 agosto 1974. Voglio vedere lei nei miei confronti. Se è sincera? Sì, cosa perché sì. Cioè, lei vuole... Sta un poco di traverso, non lo so, ogni volta che... come se mi odiasse. Ah, ho capito, vediamo se è vero. Allora, mi fermi quando vuole. Ok. Sì. Va bene. Allora, signora, vi faccio capire, è come se questa donna abbia conosciuto un'altra persona, una terza persona, che l'ha messo un po' contro di lei. Quindi qua mi dà una conoscenza e notizia. Sarebbe un'altra collega. Sì, parliamo di una terza persona che ha conosciuto e questa qui chissà che gli ha raccontato, l'ha messo contro di lei. Quindi sta persona sta agendo in questo modo. Quindi la cattiva non è lei, ma è l'altra persona che l'ha allontanata da lei per invidia e per gelosia. Sono stato chiaro? Ma voglio sapere se questa persona, perché la signora che la padrona dove lavoriamo, il nostro datore di lavoro, voglio sapere se la trasferisce in un altro posto di lavoro, la toglie da questa struttura e la trasferisce. Vediamo se ci sarà un suo trasferimento. Allora, vi ricordo a tutti voi, conservatevi il numero di telefono perché dopo questa live io sarò in privato per coloro che vogliono un consulto in privato. Allora, attenzione, in privato non è gratis, in privato si paga 30 euro. Non chiamate e fate i finti tonti perché io non spasso a nessuno, io mi chiamo denaro, ok? Fermami quando vuoi. Io faccio il mio lavoro e chi lavora aspetta premi, si dice. Quindi mi raccomando, tutti voi che volete un consulto in privato, mi chiamate e io vi spiego in che modo è possibile
Se no, chiamate i ladri e fatevi truffare. Non ci sono problemi. Signora, allora, trasferimento al momento non lo vedo. No, non mi dà, le carte non mi danno alcun trasferimento al momento. Ok? Ok, va bene, la ringrazio. Arrivederci, Buonasera. signora, buona serata. Allora, vediamo un po'. Tatiana dice che ci consiglia per San Giovanni. Allora, per San Giovanni io dico sempre di a mezzanotte in punto di bruciare del sale doppio ed esprimere un desiderio. Pronto? Maestro, buonasera. Buonasera, prego. Posso disturbarla un attimo? Come no, prego. Sta bene? Ci siamo sentiti una decina di giorni fa. Non mi ricordo. Come? Da dove chiama lei? Io la chiamo da Ferrara. Ah, da Ferrara, sì, mi ricordo. Ascolti, io mi sto occupando di investimenti immobiliari, Sì. così un po' in generale. Sì. Sto trattandone alcuni di una certa importanza. Sì. Mi farebbe piacere sapere se almeno uno Andrà a finire realizzato. Insomma, Vediamo. Quanti anni tieni? Che segno sei? Allora, sono dello Scorpione, 64 anni. Mi fermi quando lo desidera, grazie. Sì. Stop. Perfetto. Vedi, questo è per farti capire che quando c'è qualcosa che non va, io lo dico sempre. In questo caso non mi dà riuscita, attenzione, perché intorno a te c'è troppa invidia, cattiveria, un qualcosa che ti porti dietro da anni. Infatti, È vero. Lo so che è vero. Infatti, me la sento addosso. Infatti mi esce la carta del diavolo che sta a indicare il dio del male. Quando esce questa carta nella tua cartomanzia, sta a indicare malocchi, invidia, cattiveria. Ciò vuol dire tu non è che non ti va attenzione, tu sei una persona molto attiva, molto intelligente, ti arrivano dei soldi tra le mani, ma succede sempre qualcosa che scompaiono. Quindi il discorso è che c'è questa forte energia negativa, chiamata il malocchio, che non ti fa regnere bene. Questo è la verità. Vedi, quando c'è qualcosa che non va, io lo dico sempre, sono il primo a dirlo, ma quando non c'è niente, non c'è niente. Quindi queste due soluzioni che tu stai portando avanti, per me, mi auguro che mi stia sbagliando, non andranno a concludersi. Ho capito. Ok? Ho capito. Cosa dovrei fare allora? Cosa dovresti fare lo devi sapere solo tu, perché potrei
potrei essere passato per uno che te l'ha detto per farti venire da me. Non so se mi ma non spiego. c'entra, maestro, questo, perché guardi, io penso che posso immaginare chi può essere l'ex marito, sicuramente. Allora c'è bisogno. È una storia lunga, non sto qui adesso, la faccio perdere del tempo. Allora, però io sono stanca. Quando ci sono queste influenze negative vanno tolto, quindi devi sapere tu da chi vuoi andare, vai, non ci sono problemi. Ma io non conosco nessuno allora, per queste cose, non è che sono, diciamo, come posso dire, il mio tempo, se non so andare a cercare, io vado un po' anche a sensazioni. La questione è una, che io con il mio compagno vorrei insomma stare bene, ci stiamo dando da fare come dei matti, però a parte che lei 10 giorni fa mi aveva detto che lui avrà, attraverso un colloquio, avrà il lavoro, insomma, quindi lo stiamo aspettando. Lei mi ha detto questo, io ci confido molto con questa cosa qua. Come no? Perché è già stato chiamato, però deve definire questo colloquio, questo incontro per avere il lavoro. E mi auguro che almeno quella vada bene. Auguroni. Poi dopo, dica. Auguroni, dico, per il suo compagno. Speriamo, guardi, perché la chiamerò per dirle come no. Quello che è successo. Poi per il resto mi viene da pensare che insomma la dovrei chiamare in privato, ecco, insomma, pare di capire così. Come vuoi. Ma devo uscire da una situazione perché io sto facendo troppi sacrifici e non merito, ascoltami bene, io dico sempre, lo dico in ogni mia live, quando si hanno dei problemi di salute si va dal medico, si cura per risolvere il problema. Quando si hanno dei problemi del genere, allora si chiama la persona di fiducia e si va a vedere quello che è successo, cosa si può fare per risolvere il problema. È chiaro? Allora, ecco, io dico sempre, abbiamo trovato il danno, ok? Allora mi chiami in privato, io ti dico come si potrebbe risolvere, quali sono i costi. Allora a quel punto, se si decide di sì, si va avanti per risolvere il problema. Io posso metterci la garanzia, ti posso dire, mi capisci? Però io, siccome amo fare le cose in un certo modo, e allora le cose le voglio spiegare bello, chiaro e tondo. No, mi sembra giusto, ma ci mancherebbe. No, a parte che già lei si esprime in modo molto chiaro, quindi... Assolutamente, figurati. Ecco, appunto, insomma, io bisogna che ne esca un po', perché sennò, ragazzi, qua non si va a finire più da nessuna parte. Il bene e il male esiste comunque. Lo so, ma guardi che lei non è mica il primo, sa, che mi dice che sono invidiata e ho gelosie, e pensare che non faccio nulla di strano, mi comporto come una persona tranquilla. Lo so, sapessi. Sono sempre troppo altruista. Sapessi te quanta invidia ho io attorno, purtroppo. Io però so come liberarmene, me le libero, però purtroppo allora devi capire che la cattiveria è un sentimento che hanno le persone cattive. Indubbiamente. Io faccio questo lavoro, ho il sesto senso, un senso in più. Invece i cattivi hanno un sentimento in più, la cattiveria. Insomma, è tanto bello, proprio sarebbe bene che non esistessero nemmeno, guarda. Ma a parte che io sono anche convinta che prima o dopo gli ritorna indietro qualcosa di interessi, ma non perché gliela mandiamo noi, perché è la vita che è così. È così. Fanno doppia fatica. È vero. Va bene, maestro, la ringrazio. Arrivederci. Ci sentiremo in privato. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora 345 630 8172. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Posso fare una domanda? Sicuramente. Grazie. Io sono Cancro 51. Vorrei sapere se posso fidarmi di Scorpione 44 anni. Maschio? Femmina. Femmina, ok.
Fermami quando vuoi, grazie. Sì. Fermo. Ok. Ma sì, ti puoi fidare. Ho capito, quindi nei miei confronti è sincera, È giusto, abbastanza maestro? sincero, non c'è nessun tipo di problema, credimi. Va bene, questo mi interessa, perché ci tengo tanto a questo rapporto, ecco, perché No, non voglio c'è. perderla, ecco, non voglio che finisce male. No, non c'è niente di cattivo, puoi fidarti. Grazie, maestro. Buona serata. Buona serata, grazie. Pronto? Buonasera Clio. Buonasera. Senti, io chiamo da Taranto, dal tuo carissimo amico Cito. Grazie, grazie. E Clio, te lo chiedo per pietà, la verità voglio. Sì. Perché questa persona è completamente bugiarda. Mm-hmm. Io con lui ho una relazione, posso dirla? Sì, dimmi. Extraconiugale. Sì, ognuno fa quello che vuole, io non condanno a nessuno. Che cosa? Ho detto io non condanno nessuno, per carità. Allora, dopo un anno di torture, roba varia, sta ancora dietro, ci vediamo, ci si fa tutto, però mi racconta una marea di bugie. E allora cosa dobbiamo fare? Voglio vedere quello che esce. Quanti anni c'ha, che segno è questa persona? È del Toro e del 68, 54 anni. Tu invece? Io sono la bilancia, 45. Fermami quando vuoi. Io sono che mi sto distruggendo. Fermami quando vuoi. Dai, Cleo. Mi fermo. Ok. Allora, vediamo cosa dicono le carte. Ai 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 ai. Questa persona li sta solamente utilizzando. Usando. Per i cazzi tuoi. Sì. Carissima amica mia, che ti devo dire? È un uomo che praticamente usa le donne. Ma io ne uscirò prima o poi. Io ne uscirò prima o poi da lui. Ma sta tutto a te, carissima amica mia. Perché non lo mandi a quel paese? Perché mi manca. E perché ti manca? Allora, due sole cose. Vedi? Non le dico bello apertamente. Sì. O lo mandi a fanculo e chi si è visto, o se ci tiene a sta persona facciamo qualcosa per legarlo a te, per attaccarlo a te e fare in modo che ti stia più vicino. Questa è la ricetta e Dio te la manda bene. Senti, ma il problema è che tutta una volta abbiamo già parlato noi. Non è possibile. E allora che vuoi fare? Perché tanto non sarà mai fedele a lui. A lei non sarà mai fedele.
E allora? Non è bugiardo con me, è bugiardo con lei. E allora? Tieniti. Ci sentiamo dopo. Questo te l'ho detto. Allora, che è bugiardo, è bugiardo. Ok. Però sei consapevole già dal fatto che è bugiardo, giusto? Allora, Ad esempio oggi mi ha detto che stava al garage quando realmente ha lavorato. Allora, io ti sto a dire, se ci tieni a questa persona e ti vuoi togliere tutti questi problemi dalla testa, paura che possa avere un'altra, o bla 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 bla. Allora, ma c'è un'altra storia? Sincero, credo. Allora, io con sincerità ti dico che non sei l'unica, ma si sente pure con altre. Perciò ti avevo fatto la domanda. O punto 1 lo mandi a quel paese, o punto 2 lo attacchi a te, a quel punto fa quello che dici tu. Tutto qua e non va con le altre. Questo... Ti posso chiamare che parliamo meglio? Io dopo le 17. Allora, se queste sono le due opzioni, non hai la terza, queste sono le due opzioni, stop. Vedi, io quando devo dare consigli li do, poi ognuno fa quello che vuole. Va bene? D'accordo, ok. Ti abbraccio, Gioia. Salutiamo l'amico Angelo Ferraro. Ciao Angioletto, buon pomeriggio. Un abbraccio a tutto YouTube, a tutti quelli che mi seguono da YouTube, perché sono in diretta anche contemporaneamente sul canale YouTube Il Maestro Cleo. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, io l'ho chiamata a inizio maggio. Sì. Sicuramente non si ricorderà. Come faccio? E vabbè, avevo chiesto se appunto avrei avuto un nuovo incontro, insomma. Ah, sì. Mi aveva detto con una divisa, insomma, ok. Vabbè, è stato i primi di giugno e c'è questa persona effettivamente. Ah. E volevo chiedere appunto se appunto poteva essere nel mio cammino. Se no, vediamo subito. Quindi so ancora a indovinare io. Sì. Meno male. Già. Allora. È poco, ma sarà capitato così. Ma una mia amica me l'ha presentato e... Allora, sarà capitato. Allora, quanti anni c'hai, che segno sei? Barbara, quanti ne ho? 33? No, 33 lui, 32 io. Segno? Sagittario. E lui? 33. Sì, Capricorno. Ok, attenzione ai Capricorni. Fermami quando vuoi. Stop. Ok, vediamo questa persona che sentimenti ha nei tuoi riguardi. Ma sicuramente non è innamorato, ci conosciamo da poco. Vabbè, da poco. Sì. Peccato però che non t'ho detto per l'orario, quando lo incontravi. No. Allora, vabbè. La prossima volta. Allora, vediamo. Ok. Vediamo. Allora, questa persona esce fuori già da una storia poco piacevole. Quindi sta attraversando anche un periodo un po' giù moralmente, però devo dirti che per lui sei molto interessante. Mi esce la carta della luna e della coppia con le stelle e con la ruota della fortuna. Quindi suppongo che
è la persona ideale per te, però vanno valutate sempre poi i caratteri e via via. Certo. Quindi io ti consiglio, ci sono buoni propositi per un bel cammino, quindi valuti bene, cerchi di scoprire bene questa persona e se sono rose fioriranno. E lui mi ha detto che vuole fare le cose con calma, ma io anche. Appunto. Però lui mi ha detto che è single da 9 anni. Ora, sì, era la verità. Ma te l'ho detto, io non lo vedo con nessuno, però esce fuori da una rottura precedentemente non troppo, diciamo, come si deve. Quindi sta in una fase di nervosismo del passato, sì. Ok? Ma questa rottura è di tanto tempo fa? Sì. Okay. Quindi bisogna andarci un po' piano. Esatto, piano piano, non ti preoccupare. Le cose vanno. Però è sincero, insomma. No, perché la mia paura è sempre quella che magari ti vuole solo portare a letto. Sì, ho capito, però è da persone che è abbastanza sincera, perciò ti dico, sai come valutare, la batosta ti ha servito per farti maturare, no? Sì. Di una. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Va bene. Ti abbraccio. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Bene. Allora, le linee ritornano libere. Prendiamo l'ultima telefonata, vediamo chi la fa l'ultima telefonata, dopodiché potete contattarmi in privato. Il mio numero lo trovate su Google, ragazzi, andate su Google e scrivete il maestro Cleo, esce il mio numero in 10-20 pagine. Pronto? Pomeriggio, potrei fare una domanda, maestro? Sicuramente, prego. Allora, siccome sto conoscendo una persona, vorrei sapere come andrà a finire. Sì. Allora, mi devi dare l'età e il segno zodiacale. 58, Leone. Mm-hmm. Questo è lui? Lui, sì. Io 49 Sagittario. Vediamo. Fermami quando vuoi. Ok. Perfetto. Allora, questa è l'ultima telefonata, ragazzi, quindi stop con le telefonate. Da questo momento in poi consulti in privato a solo costo di 30 euro, completi però, senza limiti di tempo. Allora, vediamo un po'. Allora, ti puoi fidare per una storia, ma non per un cammino a lungo andare. Capito, mi hai? Sì. Se ti vuoi spassare un po', questo è l'uomo ideale. Però non è una sicurezza per un domani, voglio dire. No, questo te lo puoi dimenticare. Ok? Già te lo dice il cuore. È la verità. È la verità. Ok. Posso farti un'altra domanda, maestro, o no? No, stiamo in chiusura, ho finito. Ok, Va bene? Ok, grazie. Ciao Gioia, buona serata, ciao. Bene, era l'ultima telefonata. Mettiamo le carte nell'apposita custodia e andiamo con i saluti. Andiamo a salutare gli amici di YouTube, augurandovi una buona serata a tutti. Grazie dei vostri tanti commenti oggi su YouTube, grazie di cuore, vi voglio un sacco di bene. Vi saluto a tutti perché ne siete tanti, non posso salutarvi uno per volta, però un abbraccio circolare a tutti voi.
L'appuntamento lo rimandiamo per domani alla stessa ora, alle 15:30, va bene? Ciao a tutti da YouTube.